Di Santa Caterina, la procura autopsia sul corpo del ragazzo morto nell'incendio, l'assistente dei giovani sotto shock, ho fatto di tutto per salvarlo. La rotta balcanica è tornata prepotentemente alla ribalta a fine anno con numeri più che quadruplicati rispetto al 2021. A fotografare la situazione il prefetto di Trieste, da poco più di 1000 ingressi si è passati a oltre 5000. Gli alberghi della montagna regionale sono stati gettonati nel periodo natalizio, l'Epifania sarà da tutto esaurito da Sappada a Tarvisio e dopo 2 anni ritornano anche le settimane bianche delle scolaresche. Viene dal Friuli il miglior enologo del 2022, incoronato dal magazine Food Travel. Il vin della Nu del cormonese Nicola Biasi è una top tra i bianchi d'Italia. La sua discesa in Val di Non, ma il legame con il Colle inossidabile. Prima vigilia di partita per l'Udinese dopo oltre 50 giorni di stop. Domani tocca all'Empoli, sabato alla Juventus. Sottil, grande voglia di fare bene, questo è un campionato nuovo. Delufeo va gestito con cautela. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. 2 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per il rogo di Santa Caterina. La procura di Udine ha disposto l'autopsia sul corpo del 17enne albanese deceduto durante l'incendio. Caterina Pasian di Prato ci sono 2 indagati. Lo ha reso noto il procuratore di Udine Massimo Lia. Si tratta del rappresentante legale della cooperativa Edis Onlus che gestisce la struttura per minori stranieri non accompagnati andata a fuoco nella notte tra venerdì e sabato scorsi e nella quale ha perso la vita il 17enne albanese Lejan Imerai. Un altro indagato è l'addetto alla vigilanza sui minori presente al momento dei fatti. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose plurime. I 2 sono stati iscritti nel registro degli indagati, spiega la procura udinese, quale atto dovuto per garantire i diritti di difesa durante l'autopsia sulla vittima e il sopralluogo sull'immobile posto sotto sequestro. A effettuare l'esame autoptico sarà il medico legale Carlo Moreschi, che era presente sulla scena la notte della tragedia. Dal momento che la vicenda coinvolge minori stranieri soggetti a provvedimenti di tutela, sarà interessata anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Trieste. A parlare oggi l'avvocato di uno degli indagati è sotto shock, ha fatto di tutto per spegnere le fiamme. È scioccato da quanto accaduto, ma è certo di aver fatto tutto il possibile per evitare la tragedia. È questo lo stato d'animo del custode della struttura per minori stranieri non accompagnati andata a fuoco la settimana scorsa a Santa Caterina. L'uomo, un 44enne delle Valli del Natisone, iscritto oggi nel registro degli indagati, è l'operatore della Edis Onlus rimasto ustionato quella drammatica notte a causa del rogo. Il mio assistito, spiega il suo difensore, l'avvocato Maurizio Landelli, si trova in ospedale e sarà dimesso nei prossimi giorni. Ha raccontato di essere rimasto ustionato mentre faceva tutto il possibile per evitare che le fiamme si propagassero nella struttura. Per questo, continua il legale, è sicuro di non avere alcuna responsabilità per quanto è accaduto. Non ci sono dichiarazioni invece da parte del legale della cooperativa che gestisce la struttura, il quale si è riservato di parlare dopo l'autopsia sul corpo del 17enne di origini albanesi perito nell'incendio. Domani, infine, saranno conferiti dalla procura l'incarico per l'autopsia al medico legale Carlo Moreschi e quello per le analisi sull'edificio andato a fuoco. Novità per le strutture per minori non accompagnati della Regione nel nuovo regolamento appena entrato in vigore che sarà condiviso con i sindaci della Prefettura di Udine dalla Prefettura di Udine il 5 gennaio. Più sorveglianza attiva, personale specializzato con appositi titoli di studio e un numero adeguato di operatori. Sono questi i principali cardini del nuovo regolamento regionale per le strutture di accoglienza dei minori entrato in vigore a inizio anno e che sarà illustrato dalla Prefettura di Udine ai sindaci del territorio nella riunione del 5 gennaio. Un regolamento all'avanguardia a livello nazionale che assume ancora più valore alla luce della recente tragedia che ha visto la morte di un 17enne albanese a Pasian di Prato, accolto nella struttura per minori non accompagnati di Santa Caterina. Il nuovo documento consentirà di aumentare
aumentare il livello dei servizi delle cooperative che gestiscono le strutture, puntando sulla professionalità del personale e sul maggiore controllo degli ospiti, non sempre semplici da gestire. Una linea sposata anche dal primo cittadino di Pasian di Prato, Andrea Pozzo, presente alla riunione in prefettura del 2 gennaio. Secondo il sindaco, è fondamentale alzare il livello di sicurezza in queste strutture, vista anche la mole di denaro pubblico utilizzato. Ogni ospite costa dagli 80 euro in su al giorno, soldi, ribadisce Pozzo, che vanno investiti dai gestori sulla qualità dei servizi e non per fare ampi utili. Il primo cittadino auspica anche una maggiore possibilità di controllo da parte dei comuni, che si spinga fino alla revoca della gestione. Sulla sicurezza di questi ragazzi, conclude, non si può transigere. Preoccupazione da parte dei legali di Alejandro Augusto Meran per le condizioni di salute. L'uomo che nel 2019 aveva sparato e ucciso 2 agenti di polizia in questura Trieste sta rifiutando i controlli con lo psicologo per la nuova perizia in vista del processo d'appello. Potrebbe non esserci una nuova perizia, o almeno non nell'immediato. Il processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Trieste per Alejandro Augusto Meran, che nel 2019 ha ucciso gli agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta nella questura di Trieste, potrebbe allungarsi. La Corte lo scorso 4 novembre aveva dato incarico allo psichiatra Francesco Piani di effettuare un nuovo esame sul cittadino dominicano che in primo grado era stato assolto perché incapace di intendere. Meran, come confermano i suoi avvocati Paolo e Alice Bevilacqua all'Ansa, si sta rifiutando di sottoporsi alla valutazione. Una nuova seduta è programmata il 10 gennaio, mentre l'udienza con gli esiti della perizia è già fissata al 20 di gennaio. Attualmente Meran è detenuto nel carcere di Verona, nonostante la soluzione che prevedeva il ricovero in una REMS, nella quale però non è stato ancora trovato posto, e più volte i legali hanno denunciato uno stallo inaccettabile che non incide tanto sulla sua pericolosità, ma sulla sua infermità che sta diventando irreversibile, anche alla luce di una mancanza di un piano terapeutico adeguato. Il prefetto di Trieste, Annunziato Verdè, che lascia Trieste per un nuovo incarico a Roma, ha presentato i numeri della rotta balcanica che nel 2022 ha visto un'impennata di arrivi, in particolare nell'ultima parte dell'anno. I numeri della rotta balcanica sono quadruplicati. Il dato è emerso nel corso della conferenza stampa di commiato del prefetto di Trieste, Annunziato Verdè, che da oggi lascerà il suo incarico con destinazione Roma. Nell'occasione, l'ormai ex prefetto è entrato nel dettaglio e nel solo capoluogo giuliano, da ottobre a dicembre 2022, gli arrivi sono stati 5.690 contro i 1.194 dello stesso periodo del 2021. Ci sono alcuni nodi da sciogliere, ma a seguito della recente direttiva del Ministero dell'Interno abbiamo dato nuovo impulso alle procedure di riammissione. Nuovo impulso quindi a pattuglie miste e riammissioni in Slovenia. È proprio un ex prefetto di Trieste, Valerio Valenti, dopo Firenze andrà a guidare il Dipartimento per i diritti civili e l'immigrazione. Verdè ha poi ricordato l'impegno verso i Novax iniziato proprio il giorno del suo arrivo con il corteo più numeroso e violento, con tanto di tentativo di entrare in Piazza Unità. Dopo quella manifestazione io ho adottato le misure necessarie. Ricordo un provvedimento con il quale è stata interdetta la possibilità di fare manifestazioni pubbliche nel centro storico ed in altre zone sensibili, e questo lavoro si è rivelato un lavoro proficuo, tanto è vero che a febbraio le manifestazioni quasi non esistevano più e comunque non facevano più paura. Al posto di Verdè, lunedì si insedierà Pietro Signorello, in arrivo dalla prefettura di Vicenza, dove aveva iniziato nel 2019. E sempre in prefettura a Trieste è stato fatto il punto sui profughi ucraini. Sono 120.000 i cittadini transitati per la porta d'ingresso in Italia, il Friuli Venezia Giulia, per sfuggire alla guerra. Di questi inizialmente sono fermati 6.000. 190 persone che hanno trovato sistemazione da amici e parenti oppure nelle strutture messe a disposizione dalle istituzioni. A man mano anche questi sono ripartiti dal Friuli Venezia Giulia. Al momento rimangono ospiti nei centri d'accoglienza pubblica 280 persone. In contemporanea il flusso di cittadini in arrivo si è ridotto notevolmente. La cronaca con un doppio intervento sulle piste di sci della regione. Oggi a Sappada una donna di 50 anni è stata soccorsa nella tarda mattinata dopo essere caduta mentre sciava. Gli infermieri della Soria hanno inviato sul posto l'equipaggio sanitario dell'ambulanza proveniente da Rigolato. La donna ha riportato una grave lesione a un braccio ed è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Tolmezzo in codice giallo. Incidente anche sulla pista di Prampero nel Tarvisiano, dove è rimasto vittima di una caduta un uomo che ha riportato
riportato un trauma facciale. Soccorso, è stato portato dall'equipe sanitaria, trasportato in volo in codice giallo a Santa Maria della Misericordia di Udine. 2 uomini sono stati trasportati a Udine dopo che oggi pomeriggio hanno riportato traumi da caduta dall'alto. Il primo infortunio si è verificato a Morsano, al Tagliamento, dove un uomo di 50 anni che stava potando una pianta nelle pertenenze di un'abitazione è caduto dall'altezza di 2 metri. L'altro è accaduto poco dopo a Sacile, in un'attività produttiva. Qui un uomo di 60 anni è caduto da una scala da un'altezza di 3 metri, riportando serio trauma facciale e trauma cranico. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice giallo. E siamo alla politica al lavoro in vista delle elezioni regionali che si terranno il 2 e il 3 aprile. Domani è prevista l'assemblea del Partito Democratico, mentre nel centrodestra si cercano gli incastri per la creazione delle liste. Ancora non ci sarà nessun ultimatum, ma i tempi iniziano ad essere molto stringenti in vista delle elezioni regionali del 2 e 3 aprile. Il Partito Democratico domani terrà una direzione regionale alle 18:30, nel corso della quale il segretario Renzo Oliva relazionerà sulla situazione che vede la conferma delle alleanze con Open FVG, Civica FVG, che da oggi è ufficialmente subentrata ai cittadini in Consiglio regionale, Patto per l'Autonomia, Sinistra Slovenska Skupnost più Europa e Articolo 1. Non tutti probabilmente si presenteranno con la lista, ma sono tutti convinti dell'adesione a un progetto unitario. Sul fronte terzo polo, il Movimento 5 Stelle, Salvatore Spitaleri, come coordinatore della segreteria regionale, sta proseguendo le interlocuzioni sia formali che informali. Trapela un minimo di ottimismo sul fronte terzo polo, mentre per i 5 Stelle la partita sembra inserita con il timore che a decidere sia Roma più che il livello regionale. Il nome del candidato dovrebbe arrivare comunque entro metà gennaio e si parla di un'alleanza programmatica e non politica. Sul fronte centrodestra è blindatissima la candidatura di Massimiliano Fedriga, mentre per la lista del presidente le interlocuzioni decisive prenderanno il via il 9 gennaio e quindi al momento tutti i nomi che circolano sono ipotesi. Anche Renzo Tondo, con Autonomia Responsabile e Noi con l'Italia, si presenterà se riuscirà a trovare tutti i nomi per comporre gli elenchi, altrimenti, come per progetto FVG, si potrebbe entrare nella lista Fedriga. Opzione invece difficile da immaginare per i 3 del neonato gruppo in consiglio del Polo Liberale, nonostante la fedeltà all'attuale maggioranza. Resta quindi l'ipotesi di un Giuseppe Nicoli ed Emanuele Zanon candidati nel terzo polo, mentre per Walter Zaluca l'avventura politica potrebbe concludersi. Ultima nota, con i nuovi gruppi, Franco Matteussi ha preso il ruolo di capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, con Mara Piccin come vice. Influenza stagionale e Covid continuano a costringere a letto i friulani. I sintomi nella maggior parte dei casi sono analoghi. Facciamo il punto della situazione. Il picco dell'influenza stagionale è stato superato, ma i malati continuano a ricorrere numerosi alla consulenza dei medici di famiglia. A questi si aggiungono i casi di Covid, la cui sintomatologia è per certi versi analoga a quella influenzale. In questo periodo all'ambulatorio di via Tiberio Deciani a Udine, in cui lavorano 7 medici di base, le richieste di aiuto per patologie legate ai virus influenzali e al Covid raggiungono quotidianamente una media di 150. Continuano ad esserci casi nuovi, non possiamo abbassare la guardia perché comunque è vero che la casistica sta diminuendo, ma comunque c'è sempre il rischio di diffusione. Stiamo parlando sia di influenza stagionale sia di Covid. È una situazione che si va a intrecciare anche perché spesso ci sono delle sintomatologie sfumate per cui non si riesce a distinguere esattamente quale è l'una e quale è l'altra. La nostra preoccupazione è soprattutto di limitare la diffusione di quelle che sono le patologie che possono essere più severe per le popolazioni a rischio. E l'unica cosa che possiamo fare è diagnosticarlo attraverso dei tamponi. Per quanto riguarda invece vaccini anti-influenzali, vaccini anti-Covid, c'è chi chiede la Combin? Sì, c'è chi la chiede, laddove ci siano le indicazioni è qualcosa che noi assolutamente consigliamo. Veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 682, i ricoveri in terapia intensiva sono 5 e le persone ricoverate in altri reparti 237. Si registrano 5 decessi, 4 a Udine e 1 a Trieste. E in Friuli Venezia Giulia in questi giorni si sono segnalati sforamenti di polveri sottili e ultrasottili che hanno effetti negativi in modo particolare sulle persone che soffrono di patologie respiratorie. Per i soggetti a rischio che devono rimanere a lungo all'aperto è consigliato l'uso della mascherina. L'inquinamento da polveri sottili e ultrasottili, la cui presenza oltre la soglia di sicurezza è rilevata in questi giorni in più parti della regione, comporta conseguenze soprattutto a chi soffre di patologie dell'apparato respiratorio e a quelle legate ai virus circolanti.
Stiamo vivendo una sindrome influenzale particolarmente aggressiva, particolarmente difficile da trattare, particolarmente lunga da risolvere e sicuramente un aumento del particolato sia in forma di PM10 che di PM2.5 è qualcosa che aggrava soprattutto le condizioni di chi è già predisposto in qualche modo a sviluppare problemi respiratori. Per i pazienti maggiormente a rischio è consigliato l'uso della mascherina in caso di sosta prolungata all'esterno. L'uso della mascherina è riconosciuto essere efficace, non la FP1 però perché ha un potere di filtrazione che arriva a 0,6 micron e quindi non è in grado di risolvere il problema legato all'inalazione del particolato respiratorio, quello chiamato PM2.5. Per questo è necessario arrivare all'FP2 o addirittura all'FP3. Sicuramente nella composizione dei PM10 la maggior parte sono particelle sopra gli 0,5 micron per metro cubo e quindi è un danno che ci può essere soprattutto alle alte vie respiratorie. Per quanto invece riguarda le particelle più piccole possono esserci anche problemi di bronchite o bronchiolite. Gli alberghi della montagna registrano il tutto esaurito nella giornata fino al 6 gennaio, in particolare a Sappada e Tarvisio per l'Epifania si registra il tutto esaurito e poi tornano le settimane bianche. Le feste sono andate bene, gli alberghi delle località sciistiche della regione hanno lavorato a buon ritmo nella settimana a cavallo di Natale, Capodanno e anche il 6 gennaio. Nelle strutture sono previsti molti turisti e il bilancio tracciato da diversi albergatori della montagna dopo le recenti festività. Turisti prevalentemente italiani, evidenzia Vito Anselmi, titolare dell'albergo al Cervo di Tarvisio. Dopo le festività arriveranno i clienti dai paesi dell'est, ma la preoccupazione è il meteo. Senza la neve, commenta Anselmi, potrebbero arrivare anche disdette, le temperature sono troppo alte per il periodo dell'innevamento artificiale non sempre basta. Il clima non ha inciso nelle festività grazie agli efficienti impianti per l'innevamento artificiale che hanno consentito alla località di accogliere al meglio gli amanti dello sci, commenta Diego Bellotto dell'Hotel Edelhoff di Tarvisio, che traccia un bilancio positivo anche per le attività commerciali della zona che hanno lavorato per tutte le festività. Unico polo con la neve naturale Sappada, che sta vivendo un periodo da tutto esaurito, compresa l'Epifania, evidenzia Fabrizio Pillerrone, presidente del Consorzio Dolomiti Turismo. Poi, come sempre, subito dopo le feste ci sarà un periodo di debole affluenza, ma siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti fino ad ora. Dal 20 gennaio, come da tradizione, finalmente dopo il blocco dovuto alla pandemia, entreranno nel vivo le settimane bianche, capaci di portare nuova linfa alle strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia. Fino a marzo tutti gli hotel delle principali stazioni sciistiche sono pieni, il periodo di soggiorno si attesta sui 4-5 giorni. Le settimane bianche sono consolidate soprattutto su Piancavallo, Zoncolan, Tarvisio e Forni di Sopra. Abbiamo una notizia di cronaca appena arrivata a redazione. Una donna di 50 anni è stata soccorsa nel pomeriggio dall'equipaggio di un'ambulanza di un'automedica inviata immediatamente dalla Sores a Barcola, nel territorio del comune di Trieste, in prossimità della Pineta. A dare l'allarme con una chiamata al numero unico sono state le persone che hanno visto il suo corpo in acqua, lo hanno recuperato autonomamente, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare guidati passo passo da un infermiere della Sores, attivata appunto per quanto riguarda competenza della Capitaneria di Porto di Trieste, poi la corsa in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Ora parliamo del miglior vino bianco d'Italia. Secondo il sito specializzato winecristic.com, il vin dell'anno del cormonese Nicola Blasi. Enologo dell'anno per il magazine internazionale del settore Food and Travel e pochi giorni fa il premio come miglior vino bianco d'Italia per il suo Vin dell'Aneu, secondo il sito specializzato winescritic.com. Il 2022 è stato l'anno che ha consacrato il produttore cormonese Nicola Biasi, classe 1981, nel Gotha della viticoltura nazionale. Biasi da 10 anni gestisce la sua azienda in Val di Non, producendo 1000 bottiglie attraverso viti resistenti e allo stesso tempo lavora come enologo per diverse realtà della nostra regione. Tra i riconoscimenti da lui ottenuti nell'anno appena trascorso c'è anche quello come miglior progetto vino dell'anno, sempre da parte di Food and Travel, all'interno di una rete di 8 imprese tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Il Vin dell'Aneu, che è un progetto nato ormai più di 10 anni fa, con l'obiettivo di fare un vino che rompesse gli schemi, un bianco che possa durare nel mondo e possa durare nel tempo e con una grandissima identità e territorialità. Biasi è attento anche sul fronte della sostenibilità. Beviamo vino per piacere, quindi è fondamentale fare vini buoni, molto buoni, altissima qualità,
però con un'etica dietro, un'etica che ci obblighi, secondo me moralmente, a fare una sostenibilità vera che riduca l'impronta del carbonio. Nel 2023 lo sguardo di Biasi si allargherà ancor più verso l'estero con l'acquisizione di un terreno nella Mosella, in Germania. Dove però andrò a piantare una piccola parte di Riesling per mettere io a Nitter, che è la varietà con cui faccio il vin della Neu. Fatturato 132 milioni di euro nel 2022 per la PMP di Coseano, che punta a crescere e investire anche nell'anno in corso. La crisi economica in Cina e la guerra russo-ucraina non rallentano la crescita di PMP Industries, il gruppo friulano con sede a Coseano, player mondiale nei sistemi di trasmissione per veicoli industriali e agricoli, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 135 milioni di euro, in crescita in tutte le aree, Europa, India e America, eccetto nel Far East, dove però si attende con il nuovo anno una robusta ripresa. L'obiettivo per il 2023 è di 162 milioni di ricavi complessivi, pari a una crescita del 20%. Nonostante il ciclo negativo in Cina, spiega il presidente Luigino Pozzo, non pensiamo di lasciare quel paese come diverse grosse multinazionali, anche nostre concorrenti hanno già fatto. Oggi su quel mercato siamo rimasti noi e i cinesi e su questo fattore vogliamo puntare, viste le previsioni di una crescita che inizierà nel 2023 e si consoliderà nel 2024, conclude. Nuovi investimenti sono previsti in tutti i siti produttivi. A Coseano sono in corso lavori di ampliamento per portare lo stabilimento a 250.000 metri quadrati. Inoltre, entro il 2023 diventerà energicamente indipendente, utilizzando il 100% di energia rinnovabile prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati sui tetti dei capannoni. Altro obiettivo è quello degli infortuni zero. Nell'ultimo biennio gli incidenti sono passati da 34 a 20 e le ore perse da 643 a 349. Consistenti investimenti sono previsti poi nello stabilimento di Laktasi nella Repubblica Serba di Bosnia, mentre in Cina ripartiranno i lavori di realizzazione di un nuovo stabilimento da 20.000 metri quadrati, interrotti 3 anni fa a causa del Covid. L'economia si muove ma la gente si sposta meno. Nell'ultima settimana del 2022, tra Natale e Capodanno, secondo i dati di Autovie Venete, il traffico commerciale ha segnato percentuali maggiori rispetto al periodo prepandemico, con una media nell'ultimo mese del più 5%, con una punta del più 26% negli ultimi 7 giorni. Viceversa, i transiti dei veicoli leggeri sono in calo rispetto al 2019, meno 8% nell'ultimo mese e meno 14% nell'ultima settimana. Complessivamente dal 26 al 31 dicembre i transiti sono diminuiti del 9% rispetto al 2019 e aumentati dell'11% in confronto al 2021. L'anno scorso però c'era ancora l'emergenza Covid. L'aumento dei costi energetici ha portato le amministrazioni comunali a tagliare l'illuminazione pubblica in orario notturno, mettendo però a rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti, specialmente quando, oltre al buio, incombono nebbia e maltempo. Ci devono essere gli attraversamenti segnalati, ma soprattutto ben illuminati. È vero che l'illuminazione si spegne perché consuma, però allora va fatta una selezione e va lasciata accesa dove serve, e dove ci sono gli attraversamenti in corrispondenza delle ciclabili bidirezionali è fondamentale l'illuminazione anche nelle ore notturne quando piove. Da una parte i tagli all'illuminazione pubblica per ridurre i costi energetici schizzati alle stelle, dall'altra l'aumento delle situazioni di pericolo, specialmente nelle ore notturne per chi si muove a piedi o in bicicletta. Le amministrazioni comunali sono dovute correre ai pari per far quadrare i conti, ma senza in qualche modo tenere conto i rischi derivanti da queste scelte, specie quando la visibilità è ridotta a causa di maltempo e nebbia. Una situazione difficile rappresentata anche dal presidente regionale di ANCI, Dorino Favot, il quale auspica che il 2023 possa portare ai comuni una maggiore flessibilità nella spesa. Il problema dello spegnimento della pubblica illuminazione è un problema di attualità che deriva purtroppo, ahimè, da quelli che sono gli aumenti dei costi dell'energia, in particolare quella elettrica in questo caso, dove tutte le amministrazioni comunali, sottolineo tutte, combattono giorno dopo giorno per far quadrare i conti dei loro bilanci. Addizionale IRPEF, nuovamente all'orizzonte a Gorizia. Dopo 11 anni di esenzione l'amministrazione comunale sta valutando infatti la reintroduzione dell'imposta per far fronte al caro energia. Sinora era uno dei 2 comuni capoluogo in Italia, assieme a Bolzano, in cui l'addizionale IRPEF municipale non si pagava. Ma in questo 2023 a Gorizia le cose potrebbero cambiare. L'amministrazione Ziberna sta infatti valutando se introdurre per la prima volta da 11 anni a questa parte il pagamento dell'imposta. Alla base di questa inversione di rotta c'è l'aumento dei prezzi delle materie prime. Sono saliti i costi di tutto, in particolare di quelli energetici, conferma il sindaco Rodolfo Ziberna, e stiamo valutando in seno alla maggioranza se introdurre l'addizionale IRPEF con elevato limite di esenzione per
per non mettere in difficoltà i cittadini. Senza dubbio, prosegue il primo cittadino gorizziano, resteremo sotto la percentuale massima consentita dalla legge. Ma di questo tema parleremo approfonditamente in maggioranza. Nulla è stato dunque ancora ufficialmente deciso, ma la possibilità che a Gorizia si torni a pagare l'addizionale IRPEF dopo una lunga parentesi temporale c'è ed è assai concreta. Ad abolire l'imposta nel capoluogo isontino fu, nel 2012, l'allora sindaco Ettore Romoli, predecessore proprio di Ziberna, ma il caro energia rischia di far ricomparire l'imposta sul reddito delle persone fisiche anche nella sinora esentata Gorizia. Andiamo a Gradisca di Sonzo, dove saranno dedicate alla memoria dei deportati Maria Ragusa Venuti e Mario Sacchetto le 2 nuove pietre d'inciampo che verranno posizionate in Piazza Unità. 2 nuove pietre d'inciampo andranno ad aggiungersi nel corso di questo 2023 alle 4 già esistenti sul territorio comunale di Gradisca di Sonzo. L'amministrazione Tomasin Sig infatti prosegue in collaborazione con Amici di Israele, AMPI e ANED nel lavoro di divulgazione e memoria con il posizionamento di queste testimonianze concrete della deportazione di cittadini gradiscani nei campi di concentramento nazisti. Dopo le pietre dedicate ad Arrigo Marega in via Ciotti, Luciano Pussighi in Borgo Venier, Amedeo Quarniali in via Roma ed Eugenio Venuti in Piazza Unità, nelle prossime settimane sarà infatti il turno delle cosiddette Stolpersteine, sempre in Piazza Unità a ricordo di Anna Ragusa Venuti, moglie di Eugenio e fortunatamente tornata al contrario del marito da Auschwitz, e di Mario Sacchetto. Gradisca nel 2023 ricomincia a portare avanti quello che era un percorso che è iniziato già l'anno scorso, quello del più grande monumento europeo alla memoria. Quindi le 2 pietre d'inciampo che vengono posate quest'anno sono una continuazione del percorso che abbiamo iniziato nel 2022. Un percorso che è in continuazione con 2 persone che sono scomparse da Gradisca, sono state deportate da Gradisca. Una è Anna Ragusa Venuti, l'altra è Mario Sacchetto. Tra poco tutte le notizie sportive in Sport FVG, dove in primo piano si parlerà della vigilia dell'Udinese. Domani affronterà l'Empoli dopo 50 giorni di stop. A parlare alla vigilia è il tecnico Sottil, che dice c'è gran voglia di fare bene. Questo è un campionato nuovo, ma Deulofeu va gestito con cautela. Dunque subito dopo la pubblicità appuntamento con Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.